Cari amici, ben ritrovati a tutti a questa nuova puntata del punto della situazione. Questa sarà una puntata particolare perché? Perché ho ricevuto da un carissimo amico un videomessaggio. Questo amico è un noto presentatore a livello nazionale, è un cabarettista, è un artista, lo avrete sicuramente visto in tante e tante trasmissioni televisive, tra cui ricordiamo dove ha avuto l'apice del successo, la sai l'ultima. Abbiamo il piacere di ospitare in questa puntata Stefano Bencompagnato, che ha voluto lasciarci un breve messaggio di speranza in questo momento di Covid, da uomo, da attore, ma soprattutto da amico. A voi il videomessaggio. Sono Stefano Bencompagnato e naturalmente il mio lavoro è nel mondo dello spettacolo. Io sono conduttore televisivo, cabarettista, imitatore e attore. Praticamente la quarantena, come la stiamo vivendo noi artisti del mondo dello spettacolo, la stiamo vivendo con grande angoscia perché non ci permette di lavorare, non ci permette di poter uscire, andare ad abbracciare il nostro pubblico e soprattutto permette di fare il nostro lavoro, che è fondamentale soprattutto per la sopravvivenza nostra e dei nostri familiari, perché è un introito che ci dà la possibilità di vivere. Vabbè, ma comunque questa fase drammatica la viviamo lo stesso con grande responsabilità, perché pensiamo che ci hanno detto se stiamo a casa la cosa può essere risolta. Benissimo, allora noi ubbidiamo e stiamo a casa. Stiamo a casa e che cosa facciamo a casa? Riscopriamo quei valori, i nostri familiari, che con il nostro lavoro li trascuriamo, magari a volte perché siamo sempre in giro per l'Italia, all'estero, per il nostro lavoro, e abbiamo la possibilità di ritrovarci e di stare assieme, riscoprendoci. Il problema della quarantena non è quello che farò dopo la quarantena, perché tanti mi domandano, ma cosa farai dopo la quarantena, Stefano? Il problema è che non mi ricordo cosa facevo prima della quarantena. E questo è un problema veramente che mi dà un po' da pensare. A parte gli scherzi, è un periodo questo qui che dobbiamo viverlo con serenità, con grande preoccupazione, è chiaro, perché il virus è un nemico invisibile che dobbiamo cercare di sconfiggere e lo dobbiamo sconfiggere con questo atteggiamento di stare in casa con grande responsabilità, evitare di uscire per magari per niente, perché ci sono anche dei problemi grossi, rischiamo di contagiare, magari se siamo dei positivi, oppure di essere contagiati. Allora il virus lo possiamo sconfiggere isolandoci e facendo naturalmente quello che ci dicono, ci danno i consigli i medici. Anzi, a proposito, colgo l'occasione per ringraziare e salutare i dottori, gli infermieri, i commessi dei vari negozi, tutte le persone che si danno da fare per cercare di convivere con questo male che purtroppo ci sta affliggendo in questo periodo. Il consiglio che vi voglio dare è quello di stare a casa, di essere sereni, di accettare purtroppo questa condizione di vita che ci è arrivato, questo periodo che naturalmente ci dà la possibilità, con dei lati positivi, lati negativi. Prendiamo i lati positivi, stare a casa con i nostri familiari, riscoprire quella voglia di poter trovare magari quando ritorneremo a fare la nostra vita normale, ma cerchiamo di viverla nella normalità, questa quarantena. Io sto a casa, sì, ne approfitto, sto scrivendo, sto cercando di rielaborare delle cose che avevo in sospeso, soprattutto sempre per il mio lavoro, scrivo, mi faccio venire delle idee, mi consulto con altri artisti e la cosa più bella che possiamo avere in questo periodo qui, che ci può veramente dare una mano, ci sta dando una mano, sono i social network, Facebook, WhatsApp, tutte queste cose che prima non c'erano, adesso ci sono e ci danno la possibilità di tenerci in contatto con le persone, con i nostri familiari, con mia mamma che è anziana, per cui ci vediamo in videochiamate, eccetera. Questa è una grande fortuna che abbiamo e che possiamo sfruttare. Per cui mi raccomando, vivete con serenità questa quarantena, da Stefano Bencompagnato, il vostro amico fidato, e tanti tanti auguri e speriamo di uscirne presto. Grazie.